Buon pomeriggio, bentrovati ad Anteprima Corner, ripartita la stagione calcistica. Allora ci ripresentiamo anche noi alla vostra attenzione per seguire quelle che sono le vicende poi delle principali formazioni siciliane. Ci riferiamo chiaramente a Catania, Palermo, Messina e Trapani. Per parlare di Catania fra poco ci collegheremo con Alessandro Vagliasindi, ma intanto vediamo un po' come sono andate le cose. Stiamo parlando di Serie C in campionato, in attesa che la prima giornata si possa completare nella giornata di oggi. Vediamo i risultati maturati sul campo. Chiedo comunque alla regia di agevolarci il cartellone. Questi risultati: Messina Potenza 2-2, Turris 0, Monopoli 2, Picerno 4, Avellino 1, Sorrento Catania 0-0, Giuliano Taranto 1-0, Juventus Next Gen con Audace Cerignola. Il risultato non è esattamente questo, non è 1-0, poi Latina Caserta 1-1, ha vinto il Cerignola. Crotone Altamura si gioca stasera alle 20:30, Benevento Cavese si giocherà alle 20:45 sempre stasera, Foggia Trapani l'esordio per il Granata alle 20:45. Ma vediamo a questo punto la situazione della classifica, almeno per quanto riguarda le siciliane, in attesa che sia poi a scendere in campo il Trapani questa sera sul campo del Foggia. Una situazione di classifica che vede chiaramente ad un punto sia il Messina che il Catania, che hanno pareggiato entrambe all'esordio. Questa, diciamo, la classifica provvisoria. Vedete il Picerno in testa, Audace Cerignola a 3 punti, così come il Monopoli e il Giuliano. Un punto Messina, Potenza, Latina, Casertana, Sorrento, Catania, e poi via via tutte le altre a 0 punti, con asterisco le squadre che devono ancora scendere sul terreno di gioco. Allora, dicevamo, parliamo per cominciare di Catania, lo facciamo con Alessandro Vagliasindi. In questo momento sì, il campo, Alessandro, però mi pare che i riflettori in casa Catania vanno direzionati, orientati da tutt'altra parte. Si continua a parlare di una difficoltà di mercato, ormai i giorni per definire queste operazioni, sia in uscita che in entrata, sono davvero poche. Si chiude nella giornata di venerdì. Insieme a te vogliamo intanto fare il punto della situazione sul mercato. La partita di sabato, uno 0-0 che, diciamo, tutto sommato accettabile per quella che era la squadra da poter mettere sul terreno di gioco da parte di Toscano. Sì, la prestazione è sicuramente accettabile, anche con dei contenuti di un certo tipo nel primo tempo. Si è capito che questa è una squadra strutturata, una squadra molto fisica, che lascia intravedere già ora la mano della sua guida, Mimmo Toscano, che chiaramente sta facendo i salti mortali per fare quadrare insomma tutto quello che è il materiale a sua disposizione, e possiamo dire che la partita contro il Sorrento in qualche modo ci dà la proiezione di quello che potrebbe essere il lavoro del tecnico calabrese, con un organico completo in tutti i reparti. E qui ci colleghiamo al tuo tema iniziale, no? Il mercato. È un mercato fortemente condizionato dagli esuberi. Lo è stato sin dall'inizio di questa sessione estiva, lo sarà quasi certamente fino alle 23:59 di venerdì 30 agosto, quando suonerà il gong, e che dovrà portare un allineamento necessariamente tra le uscite. Se diamo già per fatte quelle di Bois, quelle di Curado e quelle di Cianci, Bois alla Carrarese, Curado all'Ascoli, Cianci alla Ternana, restano da sistemare altri 8 calciatori. Insomma, è un numero cospicuo, e tutti questi calciatori ovviamente che hanno dalla loro il contratto che li lega ancora al Catania, vogliono una buona uscita per lasciare il rosso-azzurro, perché le destinazioni in linea teorica il direttore sportivo Daniele Faggiano le ha trovate a tutti. Quello che ad oggi non torna è la formula economica che deve liberare il calciatore dal Catania, e questo è il tema più caldo che ovviamente rende
oltremodo complicato il lavoro della dirigenza rosso-azzurra e che quindi è precondizione per completare l'organico. Ricordiamoci che ci sono già a Catania 5 calciatori da diversi giorni di cui si attende l'ufficialità come nuovi acquisti del Catania. Stiamo parlando del difensore Raimo che entra nell'operazione Bois con la Carrarese, dei difensori esterni Guglielmotti e Lunetta, del trequartista Jimenez e dell'attaccante centrale Adriano Montalto. Questo fatto appunto della mancata ufficializzazione di questi acquisti e della coperta cortissima con cui il Catania si è dovuto presentare a Potenza contro il Sorrento ci conferma che tutto è legato alle cessioni, all'abbassamento del monte ingaggi per poter far posto a questi 5 ma anche ad altri obiettivi di mercato necessari per consegnare a Toscano un organico completo in tutti i reparti, soprattutto nel reparto d'attacco. Alessandro, saremo più puntuali stasera. Sì, no, ti volevo dire, focus. Ti volevo dire, magari fra un poco faremo un'altra appendice di mercato, piccolissima, brevissima, però volevo sentire le parole, fare sentire a te, anche agli amici a casa, le parole di Toscano nel dopo partita, che ha parole di elogio per i suoi, ma in qualche modo fa trasparire, non dico preoccupazione, però un po' di attenzione su quella che è la situazione in casa a Catania. Sentiamo le parole di Toscano, poi torniamo da te. Per come siamo arrivati oggi la squadra ha dato il massimo e di questo sono contento. È normale che bisogna migliorare, fare qualcosa di diverso in questi 10 giorni, 7 giorni di mercato, che la situazione possa cambiare, però per quanto riguarda la partita di oggi sono contento per quello che hanno dato i ragazzi, si è visto un'anima, hanno lottato su ogni pallone, non hanno voluto mollare mai la presa, hanno cercato per quello che potevano dare il massimo e cercare di vincerla, poi si può fare sempre meglio, però sono contento dell'approccio, del carattere, della testa dei ragazzi, sono contento. Le cose su cui posso determinare cerco di dare il massimo, di impegnarmi a determinare, a trovare le soluzioni per quello che questa squadra oggi può dare. Il mercato è un argomento che sì, mi interessa, ma non sono cose che posso intervenire io. Dal primo giorno siamo stati chiari su quello che dovevamo fare, su quello che si deve fare. Poi quello che succederà in questa settimana sono cose che io per questo sto cercando di gestire bene questa situazione, perché sto cercando di tenere fuori la squadra e tutti da situazioni esterne e di concentrarci sul campo, perché poi quello che possiamo determinare è il campo, fuori non possiamo determinare noi. Parole misurate, pesate nello stesso tempo da Toscano nel dopo partita contro il Sorrento. Da qui volevo partire per chiudere poi il segmento dedicato proprio al calciomercato, perché è innegabile che il Catania lì davanti ha necessità di avere un attaccante diciamo di un certo tipo, un attaccante che possa garantire una certa forza d'urto, un impatto, insomma uno che segna gol. Alessandro. Ma Angelo, anche più di uno, perché se consideriamo che è già andato via Costantino, sta andando via Cianci, ovviamente ne servono 2 di terminali offensivi e inoltre serve qualcos'altro sulla tre quarti, perché se il modulo sarà questo, 3-4-2-1, oltre a Luperini e non dimentichiamoci d'Andrea che è fermo ai box ma è a tutti gli effetti un titolare di questa squadra, e dando per assodato che possa essere ufficializzato Jimenez, che ha caratteristiche appunto da tre quarti, ne serve sicuramente un altro, e ne serve un altro di peso, perché da quello che abbiamo potuto scorgere nelle prime gare ufficiali con i nuovi acquisti, questa è una squadra che cerca di non dare punti di riferimento. È una squadra che credo abbia proprio nella sua struttura, nella sua vocazione, la capacità di poter andare in gol con tanti interpreti. Quindi oltre il terminale offensivo di cui appunto parlavi tu, secondo me
sulla tre quarti servono dei giocatori in grado di strappare e di inserirsi per poter poi chiudere l'azione. Quindi ci sono ancora delle lacune anche evidenti nell'organico, ma abbiamo detto prima che cosa serve affinché questo organico possa essere completato, cioè le cessioni. Possiamo dare anche, Angelo, in controtendenza poi sul mercato, come abbiamo detto prima, torneremo diffusamente nel corso di Corner e anche cercheremo di spiegare le cause di questo ingolfamento nel mercato del Catania fino all'ultima settimana di mercato. Cercheremo stasera di fare un'analisi quanto più completa possibile. Posso anche aggiornarti in controtendenza, diciamo, con delle criticità, quelle che abbiamo evidenziato poc'anzi, il dato aggiornato degli abbonati. Questo testimonia, insomma, quella che è la passione veramente sconfinata della tifoseria rossaazzurra, che fino ad oggi ha sottoscritto ben 11.300 abbonamenti. Non siamo neanche distanti dal dato che sembrava già stratosferico della scorsa stagione di 14.000 e qualcosa. Immaginiamoci cosa possa accadere quando e se appunto tutte queste operazioni in entrata andranno ad accendere ancora di più l'entusiasmo della piazza rossaazzurra, ma su questo credo che non ci fosse alcun dubbio. Bene, grazie ad Alessandro Vagliasindi, approfondiremo questi temi stasera. Sì, lasciami dire un'ultimissima cosa, Angelo, se è possibile, solo perché insomma è stato un personaggio assolutamente trasversale nel mondo del calcio. Lasciami dare l'ultimo saluto a Sven-Goran Eriksson, che da qualche minuto purtroppo ci ha lasciato. Grazie per questo ricordo di Eriksson. E allora dicevo, stasera ci ritroveremo con Corner nella versione estesa 20:45, 22:15, quindi allunghiamo di un quarto d'ora il nostro programma. A seguire poi ci sarà anche la differita, l'intera gara di sabato contro il Sorrento, nel commento di Marco Carli e di Carlo Breve. Intanto vi ricordo che siamo anche in live streaming sul sito lasiciliaweb.it, quindi la possibilità di seguirci anche sul web. Questa, così come tutte le altre nostre produzioni. Ci fermiamo, fra poco apriremo il collegamento con Palermo, poi andremo a Messina e a seguire anche a Trapani. Tutto questo fra pochissimo, restate insieme a noi. Eccoci, siamo di nuovo insieme per Anteprima Corner e adesso andiamo intanto a Palermo. Buon pomeriggio a Marco Gullà, che vedo già collegato. Ciao Angelo, buon pomeriggio a tutti. Sì, vedo già Sergio Colosi che è a Messina. Ciao Angelo, buon pomeriggio. Fra poco collegheremo anche Franco Cammarasana, che ci racconterà della vigilia della sfida del Trapani sul campo del Foggia. Intanto parto da Palermo perché neanche il tempo di digerire in maniera chiaramente non semplice la seconda sconfitta consecutiva sul campo del Pisa, stavolta per il Palermo, e domani si torna di nuovo in campo per questo match contro la Cremonese. Insomma, un invio non proprio facile per il Palermo, costretto fra l'altro a giocare tutte le partite fuori perché ci sono dei lavori in corso al Barbera. Qual è la situazione intanto in casa Palermo? La situazione è abbastanza, non dico drammatica perché siamo soltanto alla seconda giornata, però alquanto delicata, perché i numeri parlano chiaro. 2 giornate di campionato, seppur fuori casa, non devono assolutamente rappresentare un alibi. Lo ha chiesto il Palermo, anche domani sarà un'altra gara fuori casa a Cremona, ma i numeri parlano chiaro: 0 gol subiti, 2 sconfitte, 0 gol fatti, 0 vittorie, 2 sconfitte, nessun gol fatto, 3 gol subiti. Insomma, tutti numeri assolutamente che vanno a certificare un momento abbastanza particolare per questa squadra. Lo abbiamo anche detto più volte, raccontato anche nel corso dei TG
ovviamente di Telecolor e Antenna Sicilia, e il Palermo è molto, ma dico molto, somigliante alla squadra dell'anno scorso. Sono cambiati intanto pochissimi interpreti. Tu pensa che nella gara contro il Pisa c'erano soltanto 3 volti nuovi. Sì, ok, è cambiato l'allenatore che ha sicuramente un piglio, ha sicuramente un'immagine, ma anche una preparazione, secondo me, diversa rispetto ai suoi 2 predecessori, ovvero Corini e Mignani, però in questo momento ci sta capendo poco anche lui. Palermo è davvero molto molto somigliante alla squadra dell'anno scorso, stessi errori in difesa, il primo gol che ha subito a Pisa è davvero fantoziano con l'autogol di Nedelciaru, anche il secondo gol va a far emergere, va a far denotare dei limiti, soprattutto anche nella intelaiatura del reparto difensivo, che poi era l'anno scorso il vero tallone d'Achille di questa squadra e non è cambiato. È ancora una volta il punto debole di questa squadra. A questo punto la domanda da farsi è intanto come riuscirà a reagire domani il Palermo in una gara abbastanza insidiosa come quella dello Zini contro la Cremonese, e soprattutto se il City Group andrà a fare dei colpi importanti proprio per rinforzare la rosa, perché diciamocelo chiaro, i giocatori sono arrivati, ma a questa squadra per fare il salto di qualità servono grossi nomi, giocatori che arrivano dalla Serie A, giocatori che hanno un certo curriculum. Adesso è imminente l'arrivo di un altro difensore, sta facendo le visite mediche a Torino, chi lo conosce? Si chiama Banica, è un turco, un difensore turco che ha tra l'altro giocato contro il Trabzonspor, magari i più esperti sapranno che ha giocato anche nella nostra Serie B italiana, però io credo che al Palermo, per fare davvero il salto di qualità ed essere una squadra che possa puntare alla vittoria del torneo, quantomeno arrivare seconda, servono ben altri giocatori. Marco, è arrivato qualche giorno fa, anzi è un ritorno per lui, Salvatore Sirigu, è tornato a Palermo perché c'è un'emergenza tra i pali, Gomis si è fatto male e allora in fretta e in furia si è cercato un sostituto. Sentiamo le sue parole e poi torniamo da te. Vestire la maglia rosanero dopo 13 anni è sicuramente un'emozione bella, particolare, importante, che non succede a tutti, e quindi insomma è un po' particolare perché il ritorno in un posto che mi ha visto crescere e che mi vede tornare molto maturo. Gli aspetti che mi hanno spinto a scegliere il Palermo è sicuramente il fattore di tornare in una piazza che conosco bene, in una piazza che reputo molto importante, e in un posto che comunque dove ho lasciato tanti amici e comunque bei ricordi, e dove ho dei ricordi molto importanti, e comunque un posto stimolante che in questo momento è una società che può solo crescere e ambire al meglio, e quindi era sicuramente una scelta giusta. E la soluzione, ti chiedo Marco, Sirigu per la porta del Palermo? Certamente un giocatore molto esperto, Sì, vabbè, sicuramente un abile portiere che ha fatto delle stagioni positive, dico, non è un grande portiere, non lo è mai stato, però sicuramente per la dimensione Palermo è sicuramente un ottimo innesto. Poi tra l'altro in questo momento è il secondo, dovrà fare da chioccia a Desplanche, che comunque ancora qualcosa da migliorare ce l'ha, anche in occasione del primo gol del Pisa. Sicuramente la sua uscita è stata un po' allegra, diciamo così. Al di là di questo, comunque il Palermo domani quindi si prepara a questa sfida contro la Cremonese. Ci saranno degli innesti da parte delle novità, da parte del tecnico Dionisi, non nel modulo, che io credo, Angelo, sia sicuramente in questo momento uno dei principali nodi, ma soprattutto uno dei principali mali di questa squadra. Il Palermo insiste ancora una volta sul 4-3-3, era stato il modulo adottato da Corini e Mignani nella scorsa stagione ed è stato un modulo infruttuoso. Ancora una volta Dionisi sta puntando sul 4-3-3, ma per fare il 4-3-3 servono degli esterni che saltano l'uomo, servono degli esterni che creano superiorità, servono degli esterni che soprattutto vanno a rete, vanno a segno. Di Francesco, Di Mariano, Insigne in questo momento sono dei giocatori che non possono garantire questo tipo di gioco. Ci si ostina ovviamente i vari allenatori che si susseguono a puntare su questo 4-3-3, ma bisogna capire bene che per fare questo modulo devi avere degli esterni potenzialmente forti, e secondo me Insigne, Di Francesco e anche lo stesso Di Mariano non lo sono affatto. Marco, ma allora
dicendola in maniera chiara, a questo punto, visto che di fatto siamo ormai a pochi giorni dalla chiusura delle liste di trasferimento, il Palermo per diciamo, strutturare una squadra, per adeguare una rosa, ha bisogno di diversi innesti, mi pare di capire, in tutti i reparti. Ma mancano pochi giorni, Angelo, ormai insomma, andare a ribaltare, ma soprattutto andare a trovare degli innesti importanti in questi ultimi giorni di mercato non è assolutamente facile. Credo che stia pensando intanto di puntellare la difesa, e l'arrivo di Banica, questo difensore turco, è sicuramente un segnale, anche se non lo conosciamo. Angelo può essere il difensore più forte della Serie B e della Serie A, come può essere anche un nuovo flop. Insomma, non l'ho mai visto giocare, come io anche altri addetti ai lavori, insomma, non sanno bene quali siano le potenzialità di questo calciatore. Come dicevo poc'anzi, insomma, secondo me servirebbero due grossi nomi anche per la difesa. Ad esempio, si è pensato a Ferrari, che tra l'altro è un giocatore che ha fatto molto bene nel Sassuolo, è svincolato, potrebbe sicuramente riabbracciare Dionisi e sarebbe magari un innesto di qualità. Io credo che negli ultimi giorni di mercato, a questo punto, il Palermo sì, prenderà un difensore, probabilmente cercherà di rinforzare ulteriormente l'attacco, magari trovando un'alternativa, sai, a Brunori, Henry, allo stesso Di Mariano, quindi un giocatore di carattere offensivo che possa appunto essere una freccia in più nell'arco di Dionisi. Allora Marco, grazie per il tuo contributo, ovviamente attendiamo i tuoi servizi, non solo la presentazione per la sfida del match di domani sera con la Cremonese, ma anche il post gara chiaramente da qui alle prossime ore e anche a dopodomani per raccontarci la gara. Ti ringrazio e con Anteprima Corner ci rivediamo, ci ritroviamo ovviamente la prossima settimana, probabilmente andremo in onda, anzi quasi sicuramente andremo in onda di martedì, in considerazione del fatto che il Catania giocherà proprio lunedì sera la sua sfida al Massimino. Comunque adesso da Palermo andiamo a Messina, torniamo a occuparci di Serie C, Lega Pro, lo facciamo con Sergio Colosi. A Sergio mi viene da fare una riflessione, il Messina che non ti aspetti, nel senso, voglio dire che per tutta la preparazione abbiamo parlato di una squadra inesperta, di una squadra che ha troppi giovani, che ha bisogno di esperienza, che ha bisogno di innesti, questo è certo. Però ieri all'esordio, nonostante il clima con l'ambiente non sia veramente dei migliori, questa squadra, grazie probabilmente anche a Modica che puntella, che stuzzica i suoi al punto giusto, a motivare al punto giusto, ha fatto la sua figura contro il Potenza, mettendola addirittura a un certo punto anche sotto. Sì, Angelo, la tua radiografia è perfetta perché hai sintetizzato quella che è stata l'estate difficile del Messina, il valore di Modica che comunque subito trae il massimo da questi giovani, ieri addirittura 7 under in campo, ma anche la difficoltà poi di questi ragazzi che prima o poi qualcosa la perdono in fase di inesperienza, come è stato in occasione del gol del vantaggio del Potenza o del pareggio al 96esimo, quando Dir, subentrato da poco, è stato scavalcato dal pallone. Ma se poi la società ti dà un calciatore che ha fatto soltanto 14 gare negli ultimi 4 anni, un motivo ci sarà. Però al di là delle cose negative ci sono anche quelle positive, in atteso certamente la doppietta di Anatriello, il doppio assist di Pedicillo, la buona prestazione al centrocampo di Anselmo. Vedremo questi ragazzi se sono promettenti, se hanno un futuro. Ieri comunque hanno giocato discretamente la partita contro un Potenza che è sempre una formazione molto quadrata, impostata con Caturano, che la prima occasione magari la sbaglia come in questo caso, però poi la seconda te la mette dentro, soprattutto quando il portiere avversario, come nel caso di Curtosi, esce fuori dalla porta a vuoto. Però è stato un Messina che comunque ha avuto capacità di reazione e non era facile, perché davanti a pochissimi tifosi c'è lo sciopero del tifo contro il presidente Sciotto, perché poi la grande verità è che questa squadra è sempre a costo e a ribasso per quanto riguarda gli investimenti. Non a caso
Appunto, per esempio, ecco, l'esempio di Aneatriello ha realizzato una doppietta, magari sarà un buon attaccante nel corso della stagione o meno, questo si vedrà più avanti, però è di proprietà del Bologna, il suo cartellino è della società Felsini, a fine stagione andrà via, è la politica che non piace più ai tifosi, è la gestione societaria che non interessa più alla gente. Sciotto ha deciso di rimanere, ma è contro tutto e tutti. Nel mezzo c'è questa squadra che comunque ha fatto questa buona prestazione che abbiamo raccontato. Facciamo sentire le parole di Modica nel dopogara. Arrivano. La squadra, secondo me, ha espresso un buon calcio ed è stata sempre dentro la partita, anche quando siamo andati sotto. Quindi per questi giovanotti non posso avere solo che parole di elogio, e quelle che saranno state un po' le mancanze nostre, gli errori nostri, ne parleremo poi domani. Però, come ho detto poc'anzi, nel complesso io sono molto ma molto soddisfatto. La gente si è divertita, troverò sempre quello che avrà da dire, non c'è dubbio, però nel complesso della gara nessuno ci scommetteva una lira, e quindi questo è la grande gioia per me, che dal 25 di luglio a loro, e so che ragazzi c'ho accanto. Non abbiamo fatto nulla di straordinario, anche se avessimo vinto, la strada è lunghissima, le partite sono tante, però ci prendiamo questa prestazione meravigliosa per poter dire da qua si riparte, da qua si continua, e dobbiamo migliorare quelle che sono state le defezioni negative nostre. Come sempre Modica tiene i piedi per terra, elogia al punto giusto i suoi ragazzi, e questo significa che evidentemente vorrà ancora qualcos'altro, qualcosa in più. Probabilmente questo qualcosa in più potrà arrivare, speriamo, da nuovi acquisti, perché è indubbio che non può andare avanti il Messina con questa rosa, con questa, diciamo, struttura di squadra, almeno così dovrebbe essere, Sergio. Sono previsti l'arrivo innanzitutto di un centrocampista over, perché Franco è stato trasferito al Picerno, ha deciso di lasciare il Messina, e poi anche un attaccante over, perché Aneatriello ha fatto una doppietta, però nel primo tempo aveva avuto grosse difficoltà, per cui sono sempre ragazzi, bisogna dare i margini di crescita e saperli aspettare, come anche il caso di Luciani, che in questo momento è la punta assoluta principale del Messina, ma l'anno scorso era un rincalzo. Questa dimostrazione un po' di quello che è il passaggio dal campionato dell'anno scorso a quello di quest'anno, per cui prima prestazione positiva, ma c'è da tanto da lavorare e da guardare avanti, a partire dalla gara di venerdì prossimo alle 20:45 contro l'Audace Cerignola di Pino Raffaele, che ha segnato 4 gol alla Juventus a domicilio. Bene, grazie allora Sergio per il tuo contributo da Messina. Ovviamente se ci dovessero essere delle novità, degli aggiornamenti in chiave soprattutto mercato in questa fase, durante i nostri telegiornali saremo lieti di accogliere quelle che sono le tue indicazioni, le tue segnalazioni. Grazie ancora Sergio, ci rivediamo la prossima settimana con Anteprima Corner, e adesso andiamo dall'altra parte dell'isola, perché andiamo a Trapani, ritroviamo con piacere un collega che per tanti anni ha lavorato con noi e adesso si accinge a riprendere la sua collaborazione. Parlo di Franco Camarasana. Buon pomeriggio Franco. Buon pomeriggio anche a te, ben ritrovato. Allora Franco, finora abbiamo parlato di calcio giocato perché tutte le squadre che abbiamo preso in esame, a partire dal Catania, Palermo e Messina, la loro apparizione in campionato l'hanno già fatta. Bene, male che sia stato, sono andate già in campo, hanno rotto il ghiaccio. Adesso stasera tocca al Trapani, che ha grandissime ambizioni quest'anno. Il nuovo presidente ha diciamo già messo a segno parecchi colpi di mercato. Se ci puoi dare le ultime notizie di Casa Trapani. Sì. Intanto c'è grande attesa nell'ambiente granata, tant'è vero che già sono stati sottoscritti 3.500 abbonamenti, questo per darti un'idea di quanto a Trapani è attesa questa squadra, che dopo 4 anni torna in Serie C, all'esordio stasera allo Zaccheria di Foggia, dove fra l'altro per la storia dico il Trapani non ha mai vinto, e chissà che non sia la volta buona. È però una squadra completamente diversa da quella che lo scorso anno ha vinto, anzi oserei dire stravinto, il campionato di Serie D.
sono stati già operati 20 acquisti, quindi 20 volti nuovi, dovrebbero arrivarne altre 2. Si parla di un difensore e di un centrocampista. In questi ultimi giorni si è fatto il nome di Nainggolan, ma l'ex giocatore dell'Inter ha smentito queste voci. Come affronterà il Foggia stasera il Trapani? Il modulo è il 4-3-3. Ieri sera la squadra ha effettuato l'allenamento di rifinitura lì a Foggia. E allora facciamo una cosa, Franco, sentiamo le parole del tecnico, sentiamo le parole di Torrisi, poi ci dai le ultime notizie su quella che può essere la probabile formazione magari che scenderà in campo questa sera. Sentiamo Torrisi. A fra poco. Difficile, ma nello stesso tempo affascinante contro una buona squadra. Speriamo di fare una buona prestazione e comunque la squadra sta arrivando bene a questo primo appuntamento. Le prime 2 di Coppa ci hanno, tra virgolette, ormai fatto spezzare il ghiaccio. Non è la prima, è la terza che la squadra affronta come gruppo e anch'io come tecnico e come staff in questa nuova stagione, in questo nuovo percorso. È la prima in campionato, sicuramente è una partita, come ho detto un attimo fa, affascinante e bella, perché giocare a Foggia non capita tutti i giorni, è sicuramente dà una bella sensazione. La squadra arriva bene, consapevole del lavoro svolto, consapevole della propria forza e consapevole, ripeto, di affrontare una squadra forte, quotata, in un campo sicuramente difficile. Franco, allora il Trapani non si nasconde, nel senso, voglio dire, che il suo presidente ha in qualche modo fatto capire che l'obiettivo è la promozione diretta in Serie B. Quindi questi sono i programmi, questo è l'obiettivo. Stasera si comincia con la prima allo Zaccheria. Che squadra sarà quella che vedremo contro il Foggia? Ripeto, il modulo sicuramente, almeno quello di partenza, è il 4-3-3. Al termine della rifinitura di ieri sera, Torrisi ha diramato la lista dei convocati, non figurano tra questi Crimi per squalifica. Questa è un'assenza importante perché Crimi anche in Coppa Italia ha dimostrato di essere un giocatore molto valido, d'altro canto lo conosciamo tutti, un giocatore che ha fatto tanti anni anche la Serie B, e Celiento, un difensore che ha un problema fisico ma risolvibile, e il terzino Valietti, ingaggiato proprio qualche giorno fa dal Genoa, mentre non sono stati convocati Balla, Muscas e Sartore, che probabilmente saranno posti in lista di trasferimento nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la probabile formazione, probabilmente, ripeto, con tanti giocatori nuovi la possiamo solo azzardare a secoli in porta. In difesa Ciotti, Gelli, Benassai e Sabatino, poi a centrocampo Karic, Marino oppure Mastrantonio e Kragl, poi in avanti Canotè e Lescano e Fall, dove il Trapani non ha problemi di organico, è proprio l'attacco, ha 6-7 attaccanti tutti validi, quindi Torrisi ha soltanto l'imbarazzo della scelta. Mi dici se per caso, secondo te, secondo le tue informazioni, quella di stasera sarà l'ultima partita per Kragl, che è stato un protagonista la passata stagione, si parla tanto di una sua possibile cessione? Sì, perché sembra che siano arrivate parecchie richieste su questo giocatore, molto valido, sicuramente per la Serie D è un lusso, ma ci sono anche richieste per quanto riguarda la Serie C. Intanto stasera giocherà, almeno è tra i convocati. E ripeto, tutto dipende. Io so soltanto, e di questo ne sono certo, che il giocatore e anche la sua famiglia si trova benissimo, però sai, il mercato è il mercato, quindi tutto può succedere. Le richieste, è vero, ci sono. Vedremo, ripeto, tra domani e dopodomani quello che succederà. Però, ripeto, probabile nel contempo che ci siano anche giocatori inentrati, perché se Kragl va via, sicuramente un altro giocatore sarà posto in entrata per sostituirlo, e sarà sicuramente un giocatore valido, perché il presidente Antonini sta un pochino sondando il mercato, e almeno tutti quelli che sono arrivati fino adesso sono tutti giocatori molto validi. Ripeto, è un gruppo tutto nuovo, deve diventare squadra, come qualsiasi squadra completamente rinnovata
credo che nei primi tempi avrà qualche difficoltà a trovare il cosiddetto amalgama, però già in Coppa Italia ha fatto intuire che già ha delle grosse potenzialità. Ovviamente queste adesso debbono essere espresse sul campo, e quello di stasera, lo Zaccheria, sarà sicuramente un banco di prova molto importante che potrebbe già dire alcune verità. Grazie allora Franco Cammarasana, ci ritroviamo per Anteprima Corner la prossima settimana, ci racconterai poi le vicende del Trapani sul campo nel corso dei telegiornali. Per oggi Anteprima Corner si ferma qui, chiaramente l'appuntamento è con Corner, la versione estesa, quella serale tra le 20:45 e le 22:15, il focus sarà acceso sul Catania, sul momento della squadra di Toscano. Partiremo dal pareggio con il Sorrento, ma svilupperemo tanto le vicende di calciomercato e anche quelle societarie. Fra poco, dunque, fra poche ore saremo di nuovo insieme. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che ci potete rivedere anche sulla siciliaweb.it, anche in live streaming. Grazie a tutti e auguro un buon pomeriggio.